Più alberi, spazi fruibili per adulti e bambini e maggior sicurezza. È pronto il progetto di riqualificazione per Piazza Schiavone, quartiere Bovisa, promosso dal Verde e già presentato al Municipio 9. L'intervento, frutto delle richieste dei comitati di quartiere del municipio, prevede il ridisegno e l'armonizzazione della piazza, oggi divisa in due parti, una alberata e l'altra pavimentata. Si prevede quindi la demolizione delle scalinate e dei setti murari esistenti, che a oggi creano anfratti di difficile sorveglianza soprattutto in orario notturno. Saranno ampliate le aiuole e salvaguardati i 24 alberi esistenti. Nella parte ad oggi totalmente pavimentata verranno messi a dimora i 16 nuovi esemplari ad alto fusto di prima e seconda grandezza. In arrivo anche una nuova pavimentazione ad elevato potere drenante, con la realizzazione di percorsi pedonali che miglioreranno la fruibilità all'interno dell'area verde. Verrà infine ampliata l'area dedicata ai bambini con l'inserimento di nuovi giochi inclusivi. Ieri pomeriggio, nei giardini pubblici di Piazzale Arduino a Milano, i poliziotti bikers dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo delle aree verdi urbane, hanno notato due giovani seduti su una panchina. Uno dei due, al passaggio degli agenti in bicicletta, si è disfatto di una bustina buttandola per terra, e si trattava di mezzo grammo di speed. Il 19enne, in un borsellino, aveva anche 2 involucri di marijuana di circa 2,5 grammi totali e 3 dosi di hashish e 30 euro in contanti. La perquisizione del domicilio del giovane studente, eseguita a Novate Milanesi dai poliziotti in bicicletta e dai colleghi dell'unità cinofila della questura di Milano, ha portato al sequestro di barattoli con 3,33 grammi di marijuana suddivisa in involucri nascosti in un cassetto della camera da letto e un pezzo di hashish da 35 grammi nell'armadio. Sotto il cuscino della poltrona, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto tutto il materiale utile al confezionamento della droga e un bilancino di precisione nascosto nel portaombrelli. Il 19enne, incensurato, è stato dunque arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il documento Milano 2020 sulla strategia di adattamento post-Covid-19, proposto ai cittadini poco prima dell'inizio della fase 2, ha riscosso interesse e partecipazione di idee. Sono stati circa 1223 i cittadini che hanno inviato un'osservazione e circa 2300 le singole proposte ricevute, che a partire da oggi saranno online sul sito del Comune di Milano nella sezione dedicata al coronavirus, al fine di condividerli con la cittadinanza e alimentarne il dibattito. La consultazione, partita il 27 aprile, rimarrà aperta sino al 31 di maggio. Le proposte, dalle semplici suggestioni a quelle più articolate con allegati e qualche progetto, sono state inviate al Comune dai singoli cittadini, associazioni e organizzazioni. Diversi settori toccati, dalla gestione della città alla sua ripartenza. Mobilità, impresa, ambiente, scuola, lavoro e formazione sono stati i 5 temi che hanno riscosso il maggiore interesse.